Presidente, per via del Covid organizzerete un webinar, un convegno via internet su una piattaforma. Il tema è sicuramente di grande importanza in questo momento, di semplificare ciò che sono le procedure per i lavori pubblici. Gli obiettivi che pensate di raggiungere con questo momento formativo? Devo dire che l'Ordine degli Architetti ancora una volta si pone come elemento di congiunzione fra tanti obiettivi che sono stati raggiunti sia a livello nazionale che a livello regionale. A livello nazionale con l'adozione dei bandi tipi, con la modifica al codice dei contratti, con una nuova piattaforma OnSite per i servizi di architettura e di ingegneria in collaborazione col CRESME, e sarà questa l'occasione per presentarla la seconda volta a livello nazionale, già una prima volta è stata presentata a Roma, ma gli obiettivi che abbiamo raggiunto anche a livello regionale, perché ricordiamo siamo la prima regione d'Italia ad aver adottato i bandi tipo voluti proprio dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal Dipartimento diretto da Rino Lamendola. Oggi l'evento webinar del 27 di novembre pomeriggio con una tavola rotonda insieme al provveditore delle opere pubbliche, ingegnere Ievolella, insieme ai rappresentanti della rete delle professioni tecniche con i quali abbiamo portato avanti il documento di modifica della legge 12 del 2011 e con il presidente dell'ANGE Sicilia, proprio perché da questi contributi vogliamo portare avanti ulteriori e incrementare le proposte al governo regionale, che devo dire la verità, in questi anni ci ha ascoltato. E l'Ordine degli Architetti oggi diventa l'elemento di congiunzione di tutto e su questo devo dire grazie, perché è una squadra che sta lavorando bene, che funziona bene e che sono convinto che da qui ai prossimi anni possiamo raggiungere ulteriori obiettivi che si ripercuotono nel territorio, perché parlando di servizi di architettura e ingegneria significa progetti, significa lavori da appaltare e infrastrutture per il nostro territorio. È un evento finalizzato a semplificare l'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori. Per far questo abbiamo presentato al Governo regionale un documento con un pacchetto di emendamenti alla legge regionale 12 del 2011 e devo dire che il primo approccio è stato positivo, il primo confronto con il Dipartimento regionale tecnico nella persona del dirigente generale Lizio. Nel corso dell'evento però non ci limiteremo a presentare, a lanciare questo documento che certamente sarà arricchito dagli interventi degli autorevoli relatori che si alterneranno durante la giornata, ma presenteremo anche i dati dell'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria che rilevano fatto per certi aspetti incomprensibile, in piena crisi si registra un notevole incremento dei concorsi di progettazione e degli affidamenti a liberi professionisti di servizi di architettura e ingegneria. Noi attribuiamo questo aumento, intanto devo dire che a livello nazionale questo aumento supera il 17%, siamo a un più 17,1%, mentre in Sicilia addirittura siamo a un più 88,7% rispetto all'anno precedente. Noi attribuiamo questo grande incremento di incarichi al fatto che in Sicilia sono stati adottati i bandi tipo con un provvedimento dell'assessore regionale alle infrastrutture Falcone e questi bandi tipo costituiscono strumenti importanti di cui possono disporre le stazioni appaltanti per velocizzare i concorsi di progettazione, per velocizzare gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e quindi noi siamo ben lieti di questo momento di inversione di tendenza. Siamo ben consapevoli che non è così facile superare questo momento di grande difficoltà economica, la strada è ancora lunga, ma siamo lieti che questa scintilla sia scoccata in Sicilia.